dolore che si rinnova. Noi rispettiamo le salme che ci giungono da Lampedusa, però voglio dire che ancora una volta Porto Empedocle, Agrigento, tutta la provincia si dimostra una provincia accogliente. Accogliamo le salme con rispetto, con dignità, ma soprattutto ecco, anche tutti i sindaci della provincia che ancora una volta hanno dato dimostrazioni di sensibilità per accogliere le salme in silenzio e come ho detto, con grande rispetto. Sono 10 le salme arrivate da Lampedusa stamani a Porto Empedocle sulla nave Caronte Turris Las Palmas relativa al naufragio avvenuto lo scorso 13 agosto. Dei 10, 8 sono uomini, 2 donne. Alcuni di loro senza il nome scritto sulla bara, indicati solo delle lettere dell'alfabeto. La provenienza è per la maggior parte somala. Abbiamo lavorato in prefettura per sistemare le salme, per accoglierle, per dare loro una sepoltura dignitosa. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili e militari, con in testa il prefetto Caccamo, i rappresentanti delle varie associazioni, Medici Senza Frontiere, Croce Rossa, la comunità cristiana. Le bare saranno trasportate nei cimiteri della nostra provincia, 2 a Santo Stefano Quisquina, 2 a Campobello di Licata, 2 a Villafranca Sicula, 1 a Ribera, 2 a Santa Margherita e Belice, 1 a Calamonaci. È vero che ci sono stati sindaci di altre province della Sicilia che si sono resi disponibili alla sepoltura delle salme? Sì, è verissimo. Proprio ieri in prefettura mi è pervenuta disponibilità, addirittura da parte del comune di Soave, in provincia di Verona, che ha dato disponibilità ecco, per accogliere. Quindi questo è un bel segnale di fronte, come avete detto voi, ecco, l'ennesima tragedia del mare. Scene di dolore allorquando alcuni familiari sono arrivati sulla banchina del porto, davanti le bare contenenti i loro cari. Preghiamo il Signore anche per queste salme, per questi nostri fratelli, anche per coloro che non sono cristiani, affinché possano trovare la misericordia agli occhi di Dio e che noi possiamo rimanere sempre sensibili e non assuefarci, non diventare indifferenti a queste tragedie. Quindi la cerimonia si è conclusa con la preghiera dell'imam.